È la seconda edizione del Padel Tour organizzato dalla MSP Sardegna. Ne parliamo con Walter Falchi, che è anche il referente. L'abbiamo visto anche in qualità di atleta oggi. Walter, un torneo che vede la prima tappa qui a Sassari e si articola in altri due appuntamenti. Sì, innanzitutto è una seconda edizione, l'anno scorso è già andata, diciamo così, in onda, possiamo dire così, la prima edizione con un discreto successo. Quest'anno abbiamo 3 tappe con una tappa finale poi successiva, quindi diventeranno 4. Quella di oggi che è a Sassari, poi andremo a maggio a Olbia, a settembre andremo a trovare gli amici cagliaritani per poi chiudere le finali, diciamo così, tra i vincenti di tutti questi tornei proprio qua a Sassari. Una kermesse che vede protagonisti tanti affiliati naturalmente MSP, che però è articolata in un torneo short, davvero intelligente come idea perché si svolge tutto nell'arco di una mattinata. Credo che sia più fruibile da parte degli atleti sicuramente, e poi avete l'opportunità, insomma, di farne diversi in più. Beh, evidentemente noi ci occupiamo di attività amatoriale, quindi gli atleti, se vogliamo così chiamarli, sono comunque tutte persone che hanno una vita impegnata, diciamo così, quindi coinvolgerli in tornei che durano 2 giorni o 3 giorni, insomma, per precedente esperienza abbiamo deciso di fare una formula short dove fondamentalmente contenendo il numero delle coppie e aumentando il numero dei campi fruibili si riesce, diciamo così, in una mattinata, come dici tu, a fare una tappa di un torneo, lascia tutti contenti e si va avanti. Abbiamo parlato poc'anzi con Paolo Langiu, è praticamente il deus e macchina dal punto di vista organizzativo, visto che è anche presidente del Sardinia Padel. Parlando di MSP, l'MSP è, insomma, annovera tra gli sport, insomma, cosa mancava? Solo questo praticamente, no? Intanto lo stato di salute, perché non dimentichiamocelo, stiamo vivendo ancora un periodo che è troppo legato a quello che ci ha fatto mancare la pandemia, no? E ancora tutt'oggi non è che siamo proprio free, però segnale importante di ripartenza. Beh, assolutamente sì, dobbiamo anche dire che il fenomeno del padel esplode proprio in Italia nel periodo pandemico, proprio perché era uno dei pochi sport che, diciamo così, il contenimento del Covid permetteva di svolgere e quindi l'affluenza di tutte le persone che facevano altri sport nel padel ha dato ovviamente modo di diffondersi in maniera importante. Ovviamente adesso, sperando che, diciamo così, l'aspetto legato alla pandemia vada piano a scemare, diciamo così, i segnali di ripresa si vedono nel fatto che la socialità della gente sta riprendendo anche nell'attività sportiva, che ricordiamo negli ultimi anni ha subito, diciamo così, è uno dei settori che ha subito una maggiore penalizzazione sia dal punto di vista economico per tutte le società sportive, ma anche a livello di perdita di atleti, perché un po' la pandemia, vedendo i numeri, ha spinto la gente a non socializzare più e quindi a smettere di fare sport. Spero che ci sia un'inversione di tendenza e il padel aiuti proprio anche in questo. Bene, adesso andiamo a godere quelle che saranno le semifinali, le finali e poi le premiazioni. Grazie Walter Falchi. Grazie a voi. C'è uno sport davvero che ha preso piede in tutta la nostra isola e non solo, diciamo anche la nostra nazione. Si chiama Padel. Il referente per quanto riguarda l'MSP Italia, per quanto riguarda la zona di Sassari, è Paolo Langiu, che peraltro è anche presidente della Sardinia Padel, affiliata naturalmente all'MSP. È la prima delle 3 tappe che vi vedrà impegnati, voi e i vostri atleti, in questo sport davvero che va per la maggiore. Qualcuno dice che è uno sport dedicato solo e esclusivamente agli over 40, come diceva il nostro amico Walter, però mi pare di vedere tanti giovani e tanta bella agonismo. Paolo. No, assolutamente, assolutamente, infatti come diceva anche il mio collega Walter, lo sport è adatto a tutti, vediamo che si appassionano bambini, si appassionano donne, uomini, giovani, insomma è di ogni età, di ogni tipo, anche che per diciamo, per la prima arma come tipo di sport, ecco, quindi proprio adatto al 100% a ogni tipo di persona.
basta, mi viene. Che cosa vi proponete? Cioè cosa proponete naturalmente, oltre al fatto di far sport ai vostri affiliati? Perché? Perché, come dicevamo poc'anzi, è uno sport per tutti. Questo è già di per sé una gratificazione, perché significa non avere limiti. E poi soprattutto ci si può confrontare realmente tra varie fasce d'età e tante altre cose, che porta in primis a quello che noi sottolineiamo da sempre: aggregazione, convivio. Sì, mi ha detto una cosa giustissima, che è l'aggregazione, che è quella che noi puntiamo principalmente, amatorialità soprattutto, e poi misto, quindi il bello di questo è vedere donne e uomini che giocano insieme, bambini e bambine che giocano insieme, non c'è nessun tipo, la rivalità, quello che piace di questo sport è che la rivalità è totalmente pura, proprio niente di combattuto a livello personale, ecco, si viene, ci si diverte, si passa un'ora insieme. Quello che noi puntiamo è appunto portare questo sport, che ormai si conosce nell'ambito nazionale già da diversi anni, però noi puntiamo qua in Sardegna a migliorare, diciamo, questo rapporto tra le persone, aggregazione, stare tutti insieme, divertirsi, soprattutto divertirsi. Crediamo che questo da sempre sia il motto che fa muovere l'MSP, che ricordiamo impegnatissima in tantissimi campionati, peraltro c'è anche quello di padel. Paolo Langio, quindi Sardinia Padel, se qualcuno volesse sapere qualcosa di più, perché no, iscriversi. Le giornate sono queste, sono quelle di gioco, di divertimento e soprattutto, come dicevi tu poc'anzi, non è il fine dell'arrivare per forza in finale o prendere la medaglia, l'importante è stare insieme, muoversi, e questo credo già di per sé basti e avanzi. Paolo. Assolutamente, venire, partecipare, divertirci, il terzo tempo, come esiste ormai in tutti gli sport, quindi passare ripeto, una mattina, perché anche questa è una formula che noi stiamo attuando da quest'anno, una formula smart, una formula proprio ridotta di sola mattina, tutto concentrato in una mattina, per poter insomma aiutare anche le persone a non stare troppo tempo sotto il campo da padel, ma passare bensì anche una parte della giornata con la propria famiglia. Quindi riduzione del torneo, bello concentrato, e niente, poi divertirsi, stare insieme. In sintesi, divertimento non è un lavoro e non si deve chiaramente puntare alle Olimpiadi. Grazie Paolo. Prego, grazie a voi. La coppia quarta classificata di questo torneo di padel organizzato dall'MSP Sardegna ha un nome che è tutto un programma: Team Heineken. Grazie, è stato un bel torneo, è anche stato un po' inaspettato arrivare in semifinale, perché comunque abbiamo perso la prima partita e invece dopo abbiamo fatto delle bellissime partite, abbiamo sfidato gente molto forte, abbiamo fatto delle bellissime partite. Un po' la semifinale non è andata come volevamo, però comunque è stato un bellissimo torneo. Ringraziamo gli organizzatori dell'MSP che hanno organizzato una bellissima... c'è stata una bellissima organizzazione del torneo. Torneo short, cosiddetto, perché? Perché si svolge tutto in una mezza mattina, però la fatica si sente alla fine. Bah sì, perché comunque andando avanti col torneo, un po' di partite, comunque dal 9 di mattina fino a mezzogiorno, sempre giocando con poche pause, un po' anche la fatica magari ha fatto il suo, dai. Sapete che qualcuno dice che però il padel è uno sport per over 40, ma poi mi sembra che 40 anni non ce li avete, quindi avete cercato... Allora, 40 anni li abbiamo solo fisicamente, sulla carta ancora no, però mettere il padel come uno sport solo per over 40 è riduttivo. Qualcuno, Sì, no, ovviamente, è riduttivo perché è un bellissimo sport in cui si fatica, lo trovo sbagliato perché è uno sport che possono giocare a tutte le età, dai 5 fino a tutte le età, anche ai 70, comunque è uno sport che permette di giocare a tutti, come il tennis. Ragazzi, in bocca al lupo naturalmente per la prossima edizione, perché chiaramente dovete rifarvi la quarta moneta, però va bene così. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi.
Siamo all'epilogo di questo torneo di padel che ha visto protagonisti alla terza piazza i Ganadores. Allora, di che cosa possiamo parlare tranne che è stata una bellissima mattinata di sport? Peccato quell'ultima partita non va permesso di arrivare in finale. Beh, abbiamo dato il massimo, purtroppo la coppia avversaria sapevamo che era una bellissima coppia. Gianmario Lai e Scano Ballo Andrea sono quasi imbattibili sulla carta, però abbiamo dato il massimo, dai. Ma niente, una bellissima giornata e ci siamo divertiti, alla fine l'importante è quello. La cosa più bella da sottolineare è proprio questa aggregazione, perché poi alla fine questo è un torneo, ricordiamolo, amatoriale, però una volta che sei sul campo, insomma, cerchi di dare sempre il massimo. Certo, cercheremo di migliorare piano piano e che ne so, la prossima volta magari di cercare di batterli. Niente, speriamo di essere più fortunati la prossima volta, dai. Anche perché Ganadores si nasce. Grazie. Grazie, ciao, grazie. Siamo all'epilogo del trofeo MSP Sardegna per quanto riguarda il padel, è la squadra seconda classificata, l'Acquaiolo, giusto? Perché noi richiamiamo sempre per il nome, per quello che avete nel vostro team. Cosa è mancato alla finale? Siamo arrivati alla finale secondo me un po' stanchi e sono mancati un po' le gambe. Sì, diciamo un po' a corto di energia, ma naturalmente onore ai vincitori. Una cosa è certa, voi passate di diritto alla fase finale dopo la terza prova che ci sarà in quel di Cagliari, quindi avete già acquisito il diritto di partecipare alla finale, quantomeno un buon traguardo. Certo, è il nostro risultato minimo da raggiungere. Siamo soddisfatti di come è andato il torneo, onore agli avversari e viva il padel. Grazie Acquaiolo. Grazie anche a voi e alla prossima tappa, arrivederci. La squadra vincitrice, questo è il primo tournament MSP Sardegna per quanto riguarda padel, è la coppia formata da Gianmario e Andrea. Un bel torneo perché è short, tutto in una mattina. La fatica comunque si legge negli occhi. Assolutamente sì, vorrei partire ringraziando l'MSP, lo Sporting per l'accoglienza e sì, un bel torneo, complimenti all'MSP veramente. Concordo con Gianmario, nel senso ringrazio anch'io l'MSP, ringrazio il mio compagno che purtroppo ha avuto un infortunio all'ultimo momento e ringrazio anche Gianmario che si è reso disponibile. Torneo, no, volevo solo dire che va benissimo farlo in formato short perché riesci a conciliare gli impegni familiari e quelli sportivi. Infatti la domanda che mi hai anticipato, praticamente si rientra a casa con la consapevolezza intanto che questo è un torneo, lo ricordiamo a beneficio di chi ci ascolta, amatoriale, quindi ci sono altre priorità, in primis la famiglia e quant'altro. Che dirvi, in bocca al lupo, grazie per aver partecipato, complimenti per la vittoria finale. Grazie. Siete anche voi di diritto dopo la terza tappa nella filarissima del trofeo MSP Sardegna e Padel, quindi diciamo che è un buon viatico per il proseguo. Alla prossima, ringraziamo, ci vediamo alla prossima tappa. Grazie, ci vediamo alle finali. Ciao. Grazie.